Buonasera a tutte e bentrovate in Punta di Piedi. Questo è il primo appuntamento, chiamiamolo così, di una rete che speriamo cresca, nasca e sia una buona occasione questa intanto di conoscenza e di confronto tra donne che lavorano in un settore che è quello della calzatura, soprattutto qui nella Riviera del Brenta. Allora, io sono Alessandra Vicari, dal luglio 2019 sono presidente di Sandro Vicari SPA, lavoro in azienda da oltre 20 anni e sto ereditato, da mio padre il lavoro che lui ha sempre portato avanti in tanti anni con tanta passione, e adesso ci sono io. Cosa vuol dire fare la calzaturiera? La calzaturiera vuol dire riuscire a trovare un certo legame, un certo rapporto con il prodotto moda, riuscire a gestire al meglio il rapporto con il cliente, oggi sempre più esigente, anche perché le richieste a livello di prodotto diventano appunto sempre più complesse. Vuol dire imparare a gestire un team di persone e di collaboratori che hanno esigenze diverse e i quali devono lavorare in maniera coordinata per riuscire a raggiungere lavorare tutti nella stessa direzione e raggiungere l'obiettivo comune, che è quello della qualità del prodotto e di processo. Ecco, la pandemia ha significato tante cose, sicuramente anche uno stop, ma anche un momento di riflessione anche per tutti gli imprenditori e per le imprenditrici. Sì, sicuramente adesso dopo 2 anni c'è anche tanta voglia di ripartire, c'è stata una certa ripartenza e soprattutto si stanno affacciando prepotentemente dei temi come l'innovazione, la sostenibilità, che diventano appunto fondamentali per potersi porre sul mercato in maniera per stare al passo coi tempi. Diciamo appunto che ultimamente abbiamo sempre sentito parlare di questi temi a cui accennavo prima, la sostenibilità, l'innovazione, l'imprenditoria femminile, eccetera. Allora è successo che con Paola un giorno davanti a un caffè, parlando del più e del meno, ci siamo confrontate e praticamente abbiamo cercato di capire come potevamo darci una mano reciproca per implementare questi processi di innovazione e di sostenibilità all'interno delle nostre aziende. Allora abbiamo detto, ma scusa, perché non coinvolgiamo allora anche tutte le altre imprenditrici che potrebbero avere i nostri stessi problemi e capire se c'è questa esigenza di fare qualcosa insieme e soprattutto come possiamo fare qualcosa insieme. Quindi questa idea di questo incontro deriva proprio da questa chiacchierata, dal nascere di questa esigenza e capire se effettivamente è un'esigenza che viene sentita anche dalle altre imprenditrici, dalle altre colleghe. E sono anch'io tanto felice di essere stata invitata a questa riunione che mi ha veramente, mi ha fatto sentire, tutte quelle donne che magari non conoscevo, non vedevo, dico ma quante ce ne sono, ma quanti spunti si può avere per relazionarsi, per avere un confronto, per avere un appoggio anche, no? In tante situazioni. Sono Paola Smagliato, sono amministratore delegato del Calzaturificio Val Brenta, un'azienda fondata da mio padre e i suoi fratelli ancora negli anni 60. Io sono la seconda generazione e sto portando avanti quello che mi appassiona di questo mondo, il mondo femminile, il mondo della calzatura, di tutto ciò che rispetta anche il settore della zona, per cui il mondo calzaturiero, ecco. Sì, io mi auguro che magari anche con questo intervento sia una spinta ad allargare, ad unire anche le forze con tutte noi donne, ecco. Una delle parole d'ordine potrebbe essere quello della sostenibilità. Sì. E quello della moda. Possono andare a braccetto queste due parole? Certo che possono andare a braccetto, sì. Voi donne della Riviera del Brenta, del settore della calzatura, vi conoscete tra di voi? Non tutte, però ad esempio anche con Alessandra che ci siamo conosciute più l'anno scorso, no? Per cui è stato anche un modo per confrontarci e anche discutere su alcune problematiche lavorative, visto che si lavora anche per gli stessi brand. Io trovo che sia importante fare rete, cioè anche trovare dei punti di forza per trovare anche la soluzione. Questo per me
è la cosa più importante, sì. La Sheikh Al Thani mi ha chiesto di occuparmi del padiglione italiano, questa fiera bellissima che c'è in Qatar sulla moda, che si tiene al Convention Center di Doha, mi ha chiesto proprio, ecco, questo può essere molto interessante, per esempio, da sapere per voi che siete grandi produttrici del nostro ben amato Made in Italy. Ecco, loro in Qatar vogliono a livello reale proprio insegnare alle donne arabe qual è il vero lusso. E mi hanno detto: Valeria, portaci il lusso artigianale del Made in Italy, cioè quel lusso che non ha logo, il no logo come lo chiamano loro. Sono Lieta Smagliato, da oltre 40 anni opero all'interno del calzaturificio di famiglia, calzaturificio Valbrenta. Sono la seconda generazione, ma ho seguito la prima e sto cominciando a preparare la terza e quindi faccio un po' da ponte tra le diverse generazioni. Si possono avere tante idee, si può avere anche delle esperienze creative importanti, però alla base ci vuole una buona organizzazione amministrativa e ci vuole una buona sostenibilità finanziaria. E quindi attraverso queste poi si realizzano i desideri, i sogni, le aspettative, le attese personali, individuali e quelle anche organizzative delle imprese. E le donne in questo sono brave? Io direi di sì, nel senso che le nostre imprese, le nostre attività che ci sono state sia dagli inizi, anni 50-60, ma anche tuttora, sono sempre state accompagnate da figure femminili che erano le mogli, sono le figlie, sia all'interno, voglio dire, di funzioni non evidenti ma importanti, ma sia anche nella presenza, nell'amministrazione, insomma, quindi hanno un po' governato questi processi con determinazione, impegno e anche con capacità. Oggi è possibile creare una rete tra imprenditrici del settore della calzatura? Credo proprio di sì, perché insomma intanto c'è una convinzione diversa, le donne sono più organizzate, hanno anche più voglia di mettersi in pubblico, di dare la propria disponibilità, di mettere anche in evidenza l'importanza di queste esperienze familiari, se vogliamo, ma che sono state fondamentali anche per il nostro territorio. Si sono creati posti di lavoro, si sono creati redditi, vediamo che il nostro territorio è bello, cioè si vive bene, c'è una bellezza estetica e grazie al lavoro che ha permesso di contrassegnare questo lavoro, diciamo, questa passione, e quindi ha dato sul piano sociale una svolta importante.